Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con 20 e 10, l'approfondimento quotidiano dei nostri telegiornali con le grandi notizie, con gli appuntamenti, con gli eventi principali del nostro territorio. Questa sera siamo qui per parlare dell'evento più atteso per la città di Treviso, che è la grande adunata degli alpini, l'adunata del Piave, in programma dal 12 al 14 di maggio. Ormai è iniziato il conto alla rovescia per questo appuntamento che centinaia di migliaia di persone nel Veneto, ma non solo, stanno aspettando. Ringrazio quindi gli ospiti che sono qui con noi questa sera: Daniele Bassetto, responsabile logistica dell'adunata del Piave, buonasera e grazie per essere qui, e Renato Mazzon, responsabile grandi eventi del Comune di Treviso. Roberto Mazzon, chiedo scusa, Roberto Mazzon, responsabile dei grandi eventi del Comune di Treviso. Quindi un evento insomma molto importante che richiamerà a Treviso, secondo quelle che sono le stime ufficiali, all'incirca 500.000 persone, vero Bassetto? Quindi un'organizzazione veramente imponente, quella che state mettendo in campo in questo periodo. Sì, sarà sicuramente una donata dai grandi numeri, sarà una donata dove si dice che ci saranno 400-500.000 presenze. Ci sono presenze che comunque in Treviso cercheremo di ospitarle il meglio possibile, stiamo studiando nei dettagli i percorsi, gli alloggiamenti, gli attendamenti, e il servizio di trasporti di bus e quant'altro, per far sì che questa diventi una donata del Piave, una donata che mi piace ricordare, delle 4 sezioni di Treviso, Vittorio Veneto, Conegliano e Valdobbiadene, organizzata in collaborazione proprio per far sì che sia un grande evento. Ecco, quindi non è coinvolta soltanto la città di Treviso, ma è coinvolta praticamente l'intera Marca. Appunto sono 4 le sezioni ed è tutto un intero territorio quello che si sta preparando ad accogliere questa pacifica invasione, così è stata chiamata, delle penne nere. Quindi tutta la Marca si sta organizzando per questo. Sì, siamo a conoscenza che tutti bene o male stanno aspettando questo evento. Chiaramente è un evento il più grande evento che è italiano, che è in funzione nel weekend, perché neanche un gran premio di Formula 1 riesce a muovere così tanta gente e ha un business economico così forte come ce l'ha l'adunata nazionale. Ripeto, in un unico weekend muoviamo 300-400.000 persone che andranno ospitate dagli alberghi locali a quelli di tutta la provincia di Treviso, arrivare fino al litorale. Sappiamo che ci sono gente già alloggiata a Jesolo, piuttosto che a Caorle, piuttosto che a Racleamare e quant'altro. Noi da parte nostra abbiamo preparato tutti gli attendamenti per accogliere al meglio tutti i nostri ospiti, i camperisti che avranno le loro piazzole, e chi invece non è dotato di niente. Ci sono le palestre che gentilmente i comuni hanno messo a disposizione per ospitare chi arriverà con le loro brande. Ecco, come numeri avete già un'idea di quanti saranno gli alpini veri e propri e quanti invece, diciamo così, gli spettatori, familiari, simpatizzanti, amici, tutta quella grandissima folla che ogni anno, no, si vede ai bordi della sfilata ad applaudire le penne nere? Ma gli alpini veri e propri, ci sono dei sistemi di conteggio che ti danno la tranquillità e la sicurezza del numero. Per esempio alla sfilata normalmente, alla domenica parlo, sfilano dagli 80 ai 90.000 persone, perché abbiamo la possibilità di contarle, in quanto si sfila per 9, si contano le file e quindi non si sbaglia a sapere quanta gente ha sfilato. Poi a questi 90, 80, 90.000 persone devi metterne altrettanti che sono gente che non sfilano, che guardano sicuramente la sfilata, o perché sono di servizio, come noi in questo caso delle 4 sezioni che dobbiamo operare, siamo in 2000 che operiamo per far sì che l'evento funzioni al meglio. Poi hai tutti gli amici e simpatizzanti, ecco perché i numeri sono rilevanti, proprio difficilmente sbagliamo il conteggio. Perché poi il corpo degli alpini ha sempre raccolto grandissimi entusiasmi, grandissimi consensi anche tra tutta la popolazione, anche tra chi alpino non è. Il cuore alpino, insomma. Il cuore alpino è un cuore diverso da altre associazioni, in quanto ha vissuto anche i momenti della Naia
condizioni particolari, perché io faccio il mio esempio: quando sono andato su a Pontebba a fare il CAR, ero a dormire con gente che non avevo mai conosciuto, ero a colloquiare con gente che non avevo mai visto, sotto di me c'era uno di Genova che non sapevo neanche chi fosse, eppure dovevamo in qualche maniera intavolare un discorso, dovevamo capirci, dovevamo parlarci. Poi teniamo presente che adesso ancora i tempi sono voluti, ma gli anni in cui non c'erano le televisioni, non c'erano i giornali e che magari anche si parlava il dialetto, immagina uno del sud parlare con uno del nord in dialetto, come facevano capire, e dovevi trovare il sistema. E credo che questa sia la forza che ha fatto sì che l'Alpino continui a essere così unito, così amalgamato, così. Oppure quando andavi magari a fare le marce, che andavi in alta quota e che ti portavi lo zaino, ti davi una mano con magari con l'amico che non ce la faceva, allora gli davi una mano a portare sullo zaino, o ti scambiavi anche la pagnotta, perché non sempre arrivava a mangiare a sufficienza per tutti. E qui voglio anche, mi permetto di raccontare un particolare. Io facevo al campo invernale l'autista con la campagnola e i viveri dietro sul carrettino, e sul mio carrettino avevo, come si può dire, un mangiare che si raffreddava, il minestrone, non mi veniva. Avete il minestrone, immagini, partire da Tolmezzo, arrivare su a Sella Nevea, in che condizioni poteva essere quel minestrone. Era un po' freddo il minestrone. Allora quei poveri ragazzi dei miei coetanei che erano partiti alle 4 del mattino per fare la camminata, per arrivare sulla neve, io con la jeep a portargli a mangiare, a portargli il minestrone freddo, era come avere acqua sporca di verdura. Allora c'erano alcuni amici o miei compaesani, gli passavo il panino, gli passavo qualcos'altro, perché era impossibile mangiare quel prodotto. Allora ecco, da queste cose che nasce l'amicizia alpina, da queste cose nasce la fraternità alpina, ecco. Che crea quindi questi legami che poi durano ben oltre la naia e per tutto il resto della vita. Mazzone, abbiamo sentito i numeri di questa adunata del Piave, dei grandi numeri anche rispetto alle altre adunate, proprio perché è un intero territorio che viene coinvolto. È chiaro naturalmente che il clou della manifestazione è nella città di Treviso, dove ci sarà la sfilata domenica, un evento quindi molto importante anche dal punto di vista proprio organizzativo, gestionale. Come siamo organizzati? A che punto si è con la macchina proprio dell'organizzazione? Allora, diciamo innanzitutto che la macchina è partita molto prima rispetto all'evento, perché stiamo parlando di maggio dell'anno scorso. Adesso siamo nelle ultime fasi di completamento di qual è l'organizzazione, e si stanno accentuando le riunioni nell'ambito di tavoli tecnici che abbiamo ogni settimana, ad esempio in questura, noi come viabilità, comunque con la MOM o la direzione sanitaria, eccetera, eccetera. Quindi è complesso e ogni adunata nel contesto urbanistico dove si pone ha delle problematiche. Noi, per quanto riguarda, come avete visto anche recentemente, sono le chiusure, abbiamo predisposto in periodi, giorni diversi, delle chiusure. Quindi partendo da giovedì alle ore 13 chiuderemo il centro storico all'esterno del PUT, e dalle ore 13 il centro storico sarà chiuso alla circolazione e interdetto alla sosta. Quindi dalle 13 di giovedì 11 maggio, segnatevi quindi telespettatori, perché da quel momento in poi insomma tutto il centro storico della città di Treviso sarà off limits, insomma fino alla domenica. Poi all'altra fase, sempre alle ore 16 di giovedì 11, dove sarà chiusa una zona più allargata che abbiamo definito zona arancione, e successivamente alle ore 7 di venerdì chiuderemo anche la zona blu. Questo per riuscire a gestire tutta la situazione nel suo complesso, quindi ad esempio domenica arriveranno circa 1500-1800 pullman, e lì già un problema a sé stante nell'ambito dell'organizzazione dell'evento. Ma vari sono gli aspetti che abbiamo valutato e abbiamo dovuto farvi fronte. Ecco, proprio la interrompo, Mazzone, perché abbiamo realizzato un servizio proprio su questo. Lo vediamo quindi insieme sulla questione della viabilità e della logistica, appunto per rendere meno disagevoli possibili queste chiusure al traffico che necessariamente ci saranno nel weekend che accoglierà l'adunata. Vediamo.
Nei giorni della 90ª adunata degli Alpini, Treviso sarà una città blindata al traffico e come Londra suddivisa in zone concentriche ma di chiusura. La rossa, l'arancione e la blu. La rossa, ovvero il centro storico, diventerà un'isola pedonale già dalle 13 di giovedì 11 maggio. Quindi il divieto di circolazione dal pomeriggio si estenderà anche alla zona arancio, con la chiusura dell'anello lungo il PUT. Quindi è percorribile a tangenziale, sempre e comunque in tutte le tre fasi. Poi c'è via Noalese, Viale Repubblica, per poi ricongiungersi con via Ellero, Virigata Treviso. Chiusa infine la zona blu già da venerdì mattina 12 maggio. Dalla parte est abbiamo la chiusura nella zona lato Carbonera Silea, nella zona che va via Borin e Lanzago. Un'invasione pacifica di penne nere per la quale saranno predisposti dei varchi presidiati da personale dell'ANA, Protezione Civile e agenti della Polizia Locale, un'ottantina in tutto, a cui se ne aggiungeranno una sessantina in rinforzo da Padova e Vicenza. Tra le novità il biglietto unico. Fruibile da alpini e dai cittadini, che entrerà in funzione dal giovedì mezzogiorno e chiuderà con la domenica sera al termine della sfilata. Straordinari anche per i treni. Cioè sabato e domenica, anziché avere un 70% di corse in meno come succede adesso, rimarranno le stesse corse che ci sono nei giorni feriali. Super lavoro pure per la flotta di MOM, con 60.000 km aggiuntivi sia per i percorsi urbani che extraurbani. E quindi MOM sarà H24 disponibile col comitato organizzatore a gestire questa adunata. Ecco, quindi abbiamo visto, no, come ci si sta organizzando in città per fronteggiare questa pacifica invasione delle penne nere, rendendo naturalmente meno disagevole possibile anche per i residenti, perché ricordiamo che essendo chiusa tutta la città, chi abita, chi lavora, chi vive insomma nella città necessariamente dovrà adeguarsi. Tra l'altro Mazzona, è possibile proprio in questi giorni per i residenti e per i commercianti richiedere il pass, perché avete messo a disposizione dei parcheggi, dei posti auto all'esterno delle mura, all'esterno della città, appunto a disposizione di queste persone. Nelle prime ore, in 2 ore, sono già arrivate, ieri mi sembra, oltre 100 richieste. Sì, in effetti la prima nostra preoccupazione è stata di risolvere il problema dei residenti, che sicuramente sarebbero chiusi all'interno quindi abbiamo predisposto dei 9 parcheggi all'esterno del PUT, a cui con pass identificativi, quindi a ogni residente verrà dato un pass, dovrà andare a quel parcheggio là, i residenti potranno accedere. Inoltre durante le ore notturne, specificatamente gli orari sono giovedì dalle 17 alle 21, venerdì, sabato e domenica dalle 2 alle 6, per ovvi motivi legati al fatto che il sedime stradale quindi sarà occupato comunque fino alle 2 di notte dai partecipanti all'adunata. Abbiamo dato la possibilità di poter accedere alla loro abitazione, quindi in quell'arco orario lì potranno accedere, magari se hanno qualche esigenza particolare. Comunque i pass, fra le altre cose, i pass di vari parcheggi individuati permetteranno appunto di entrare. Voglio puntualizzare il fatto che i parcheggi sono sorvegliati H24 dal personale dell'ANA. Ecco, quindi anche questo è importante proprio per evitare che ci siano degli episodi, diciamo, spiacevoli. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, tra poco continueremo a parlare della grande adunata degli Alpini dal 12 al 14 maggio. Linea alla regia. Rieccoci in studio con 20 e 10, aspettando l'adunata, il titolo della puntata di questa sera. Stiamo appunto parlando di questo grande evento, dell'adunata delle penne nere, che ci sarà a Treviso dal 12 al 14 maggio. In studio qui con noi Roberto Mazzona, responsabile dei grandi eventi del Comune di Treviso, e Daniele Bassetto, responsabile della logistica della adunata del Piave. Abbiamo visto quindi dal punto di vista
vista dei parcheggi e delle chiusure al traffico, come ci si sta preparando appunto a fronteggiare questo grandissimo afflusso di persone che è previsto arrivino in città, ma non c'è solo la viabilità e di parcheggi. Un numero così grande di persone richiede anche un'organizzazione dal punto di vista sanitario per gestire eventuali problemi che ci potrebbero essere da questo punto di vista. Prima di parlarne vediamo subito il servizio, perché l'altro giorno, proprio in collaborazione con il SUEM 118, è stata presentata la grande macchina dei soccorsi che si sta allestendo per questo lungo weekend. Vediamo. 500.000 persone che invaderanno pacificamente la provincia di Treviso dal 12 al 14 maggio. In pratica è come se in quei 3 giorni la popolazione residente aumentasse del 70%. È la Dunata del Piave, una grande festa, ma anche un enorme impegno logistico affinché tutto si svolga senza problemi, in particolare sul fronte sanitario, con un potenziamento delle attività di soccorso che coinvolgerà migliaia di persone. Oltre 1 migliaio di persone coinvolte nel dispositivo sanitario, 7 posti medici avanzati, 23 ambulanze in servizio, il raddoppio dei mezzi di soccorso del 118 e più tutta un numero imprecisato di persone che ruoteranno attorno per garantire il supporto tecnico del dispositivo. Alla sfilata di domenica 14 maggio è prevista la partecipazione di 75.000 penne nere e più di 400-500.000 spettatori. Si stima che il numero delle persone che richiederanno assistenza sanitaria possa essere tra l'1 e l'1,5 per 1000 dei presenti, pari quindi a 500-800 persone. A coordinare il piano sanitario sarà il SUEM 118, che gestirà il tutto grazie ad un contributo speciale della Regione. Noi con i nostri sanitari collaboreremo, siamo di supporto e contribuiremo a tutto quello che servirà tramite gli ospedali da campo, alcuni defibrillatori. La Dunata sarà a 360 gradi, il territorio coperto per 4 giorni. Con l'appello dell'ANA, soprattutto ai giovani, a non alzare troppo il gomito. Il problema della Dunata io credo siano i giovani, almeno degli ultimi anni, che bevono un po' troppo. Non sono gli alpini, ma sono i giovani, quelli che arrivano alla Dunata e poi vediamo le statistiche dei ricoveri magari per qualche ora nei nostri PMA. Di certo la macchina dei soccorsi sarà chiamata a svolgere un lavoro molto complesso. Noi dobbiamo garantire la normale attività di soccorso alla popolazione residente senza che ci siano ripercussioni in termini di tempo e qualità di soccorso, e questo sarà complesso perché dovremo muoverci con delle chiusure, con delle aree di difficile accesso, e quindi dobbiamo potenziare anche questa parte del soccorso. Ecco, importantissimo, Daniele Bassetto, anche questo aspetto, sperando naturalmente che nessuno ne abbia bisogno. Certo, bisogna essere pronti a tutto, no? Sì, ne approfitto dell'occasione perché voglio ringraziare pubblicamente la Regione Veneto e il SUEM di Treviso per il grosso contributo che ci hanno dato e che ci daranno per questa manifestazione, perché senza di loro sarebbe stato veramente difficile. Per quanto ci riguarda noi come alpini siamo pronti a lavorare a fianco di loro. Per quanto riguarda tutta la base logistica, gli prepareremo tutti i vari posti tappa, i posti medico avanzato. C'era un nostro alpino che anche sorveglierà che nessuno approfitti di qualcuno che entri magari un po' bevuto e che vada a fare un po' di confusione all'interno di questi posti medici avanzati. E li aiuteremo sicuramente con il nostro ospedale da campo, perché anche l'ANA possiede un ospedale da campo che verrà installato presso l'ex patinodromo, e lì ci sarà anche lì un servizio di intervento qualora il SUEM lo chiedesse, quindi siamo sempre pronti a dare una mano anche dalla parte sanitaria. Ecco, ripetiamo, appunto lo diceva Panno, no? L'alpino Panno nell'intervista, magari i giovani, c'è chi tende un po' ad alzare il gomito, un appello, insomma la festa, la Dunata è una festa bellissima, godiamocela ma con misura, ecco. Sì.
diciamo purtroppo, per fortuna il mondo giovane è bene che ci sia, però sono quelli che tante volte sono quelli che vanno fuori delle righe. Dopo noi come alpini passiamo quelli che hanno alzato il gomito, invece in realtà vediamo che chi alza il gomito sono quell'età che va dai 16 ai 25 anni, perché lo vediamo dalle statistiche degli interventi che sono stati fatti al pronto soccorso nei posti medici avanzati delle altre donate, vediamo che l'età è quella, quindi sono ragazzi che magari non hanno mai fatto il militare, che non hanno sicuramente, e approfittano di questa situazione per fare qualche goliardia. Ecco, l'appello quindi è sempre lo stesso: divertitevi ma senza esagerare. Esatto. No? Abbiamo visto anche nella scorsa settimana tutti gli eventi, diciamo, collaterali che si stanno organizzando per coinvolgere l'intera provincia, anche perché questa donata, appunto l'abbiamo ricordato più volte, coinvolge tutte e 4 le sezioni degli alpini della Marca, ed è una donata che è stata proprio assegnata a Treviso nel 2017, non a caso il centenario della Grande Guerra. Lei qui ci ha portato un po' il riepilogo, sono tantissimi gli eventi, ce n'è qualcuno che le sta particolarmente a cuore, che lei voleva segnalare? La marcia dei 100 anni, per esempio, di qua e di là del Piave, perché la memoria storica è fondamentale. È un grande evento quello aspettando la donata del Piave, con la marcia del Piave. Si parte dal Monte Peralba, quindi da Sappada, si percorre tutta l'asta del Piave fino ad arrivare a Cortellazzo. Ci sono già più di 300 atleti iscritti e questo proprio sta a significare la memoria del Piave. Partiranno il sabato mattina, arriveranno in quel di Valdobbiadene il sabato sera, dove ci sarà un primo, diciamo, stop, dove che appunto gli atleti si riposano, un momento commemorativo, per poi scendere lungo l'asta del Piave e arrivare a Cortellazzo la domenica. Un'altra grande cerimonia, un evento, diciamo così, il concerto che gli alpini offrono alla città di Treviso, con il concerto per la donata, appunto, il Requiem in Re minore del gruppo d'Archi Veneto nella chiesa di San Nicolò al giovedì 11 maggio. Ecco, quindi questo è un evento, diciamo, di cuore, organizzato proprio per i cittadini di Treviso. Offerto alla città di Treviso per il disagio, tra parentesi, che andiamo a fare in questi 3 giorni. Ecco, quindi eventi, afflusso di persone, un occhio particolare anche per la sicurezza. Purtroppo quello che sta accadendo nel mondo in questi ultimi giorni, in questi ultimi mesi, rende necessaria un'attenzione in più nel caso di eventi che richiamano appunto un numero così grande di persone. Mazzona, che cosa si sta facendo a Treviso? Allora, chiaramente la competenza è del prefetto e quindi del questore. Noi nell'ambito del tavolo tecnico stiamo esaminando tutte le problematiche relative e sicuramente un'attenzione particolare sarà su tutto il complesso sicurezza, che è strettamente connesso alla viabilità. Per quanto riguarda, parlavamo prima di eventuali disagi alla cittadinanza, io credo che una festa come questa sicuramente comporterà di disagi, sia nell'ambito della congestione traffico sia per i numerosi partecipanti. Si chiede quindi alla cittadinanza magari di non utilizzare in quel caso i mezzi di proprietà nell'ambito di giorni della donata. Questo sicuramente è un invito che dobbiamo fare a tutti, rivolto a tutti, perché questo ci comporterà meno problemi nel momento in cui quei giorni saranno i giorni veramente critici. Quindi cercare di evitare di utilizzare l'auto propria o comunque, se proprio uno non ne vuole sapere di alpini, magari vada a farsi un weekend fuori porta, è questo l'invito? No, non è proprio questo l'invito, perché sicuramente rinuncerebbe a qualcosa effettivamente che capita 1 o 2 volte, per me è la seconda volta, quella del 94 è stata una bella festa e sarà anche sicuramente anche questa una bella festa. Quindi insomma approfittiamo, godiamocela e ecco, se c'è anche qualche disagio sopportiamolo con il sorriso sulle labbra. Vorrei aggiungere a quanto detto da responsabile della polizia locale, invitare i cittadini a utilizzare i mezzi pubblici. Stiamo organizzando bene col MOM
un servizio di navetta, un servizio di trasporto pubblico per tutto il cuore della città e per tutto l'interno della città. Quindi utilizzate il mezzo pubblico per evitare che andiamo a ingolfare il traffico, per evitare problemi. Abbiamo concordato che gli autobus corrono fino a mezzanotte del giovedì e il venerdì, fino alle 2 di notte il sabato sera, quindi hanno la possibilità di rimanere in città parecchie ore e poi rientrare alle 2 di notte con i servizi del MOM. Un altro ringraziamento che dobbiamo farlo anche alle ferrovie, sempre grazie alla Regione, in quanto siamo riusciti sia il sabato e domenica di fare quell'orario feriale, anche nei giorni festivi, quindi le corse rimangono in un numero notevole e anche qui siamo riusciti a strappare che fino al sabato sera i treni correranno fino alle 2 di notte, non è cosa da poco, e quindi invitiamo tutti chi arriva da fuori di utilizzare il mezzo pubblico, in questo caso chi arriva da lontano il treno, perché possono rientrare nelle loro città, da Castelfranco a Bassano piuttosto che a Udine o piuttosto che a Belluno, fino alle 2 di notte, quindi possono godersi la dunata venendo col mezzo pubblico e andando intralciando il traffico. Ecco, quindi insomma chiudiamo proprio con l'invito a tutti coloro che vogliono approfittare di questo evento sicuramente così bello e così importante per la città di Treviso, ma per l'intero Veneto, a utilizzare i mezzi pubblici, perché abbiamo visto appunto nel corso della puntata la macchina organizzativa che è stata messa in piedi ha veramente come dire, spaziato un po' in tutti i settori per rendere il più agevole possibile l'arrivo in città, il più agevole possibile il godere di questa festa, riducendo al minimo i disagi per residenti e commercianti. Quindi, se mi permette ancora un'indicazione ai cittadini. Sappiate che per tutto il traffico urbano, quindi con i mezzi del MOM urbano, l'associazione, il comitato organizzatore della donata, ha previsto un biglietto unico che costa 5 euro e vi dà la possibilità di circolare con tutti i mezzi pubblici quante ore volete al giorno, perché se non è il biglietto andata e ritorno, quel biglietto parte dal giovedì mezzogiorno e termina alla domenica sera terminata la sfilata, costa 5 euro e quello potete muovervi tranquillamente senza utilizzare il mezzo proprio. Biglietti che trovate o presso la sede sezionale di Treviso o in alcuni botteghini, quelli principali a ridosso della città, oppure nei gruppi che verranno a farne richiesta. Ripeto, un biglietto unico, 5 euro, vi muovete dal giovedì pomeriggio alla domenica sera. Utilizziamolo. Ecco, quindi abbiamo visto, no, questa è la macchina organizzativa che ormai è addirittura d'arrivo, perché è già un anno praticamente che si sta lavorando per organizzare la dunata, tante indicazioni e tanti consigli utili, quelli emersi questa sera, sia per chi vive in città e in provincia, sia per chi verrà da fuori. Grazie dunque per essere stati con noi questa sera a parlare della dunata degli Alpini. Un ringraziamento agli ospiti che sono intervenuti, a Roberto Mazzon, responsabile del servizio grandi eventi, e a Daniele Bassetto della logistica, organizzatore della logistica della Donata del Piave. Grazie ancora a tutti, una buona serata, arrivederci.